Cari amici di Televignole, siamo con Mirko Casadei, che domani, 7 dicembre, si esibirà al Palameeting per la grande manifestazione organizzata dal coordinamento Altogarda 60+. Mirko, che ne pensi dell'Altogarda? Beh, innanzitutto sono veramente contento di questo invito, per noi è anche un gemellaggio, no? Con la nostra Romagna, venire qua in questa bellissima regione. Sono abituato a venire a sciare d'inverno, invece venire con l'orchestra ovviamente per noi è una bella cosa. Poi il nostro liscio, il nostro ballo, che è il folk, il ballo italiano, il nostro liscio si balla in tutta Italia, quindi dal sud fino all'estremo nord, quindi portarlo qua su, insomma, è una cosa meravigliosa. Sai, le nostre canzoni hanno fatto il giro del mondo: Romagna mia, Ciao mare, Simpatia, la mazurka di periferia, e ovviamente cercheremo di trasmettere tutta la nostra energia, allegria, positività che di questi tempi ci vuole, e voglia così di sognare ancora. Quindi attraverso la musica, il ballo, il divertimento sicuramente riusciremo a contaminare, a contagiare tutti gli amici che ci verranno a trovare. Sarà una serata meravigliosa di tradizione, di ballo, ma anche di innovazione, quindi si ballerà e si canterà un po', una serata un po' per tutte le generazioni, e questo è anche il bello della nostra musica. Tu sei figlio di Raul, che è praticamente, diciamo, il padre, il decano di tutte le orchestre, il re del liscio, il per re del dire lo liscio. slogan giusto. Ti consideri figlio di Raul o Mirko Casadei? No, vabbè, assolutamente figlio di Raul, perché mi ha insegnato tanto. Lui ha dato, pensa, ha inventato la parola liscio. Prima di Raul la parola liscio non esisteva, l'ha lanciata lui negli anni 70 dopo una festa bellissima in zona di Milano. C'erano tutti i giornalisti, andava tutto bene, lui ha detto vai col liscio, e da lì tutti i giornali, c'era TV Sorrisi e Canzoni, hanno scritto questo slogan e sono usciti i titoli: Casadei lancia il liscio. Quindi Raul è stato veramente l'ideatore di questo genere musicale. Prima ancora di Raul c'era il mio prozio secondo Casadei, quello che ha scritto Romagna mia. Lui è stato proprio l'iniziatore, allora si chiamava folk romagnolo, musica tipica romagnola, ma il vero successo è stato con Raul negli anni 70, in quegli anni il Festival Bar, il Festival di Sanremo, Disco per l'estate. Quindi assolutamente io cerco di, così, visto la domanda, cerco di mantenere la tradizione, l'identità nostra, tramandare le nostre canzoni storiche, ma dando un tocco anche nuovo, un tocco, diciamo, Mirko Casadei, quindi con un po' anche di innovazione, questo anche per far arrivare il nostro messaggio di ballo e di divertimento anche alle nuove generazioni. Una domanda tecnica. La mia maestra di ballo, è da poco che ho cominciato a ballare, mi ha detto che le orchestre romagnole usano per determinati balli un ritmo diverso. Beh, diciamo che il liscio nasce in Romagna, quindi noi negli anni 70 e anche prima il liscio romagnolo ha avuto, diciamo, è stato un po' l'inizio di tutti i balli di aggregazione, i balli sociali, e assolutamente è vero che il nostro ritmo è un po' più veloce, un po' più serrato. Il liscio romagnolo non è, diciamo, è un ballo, non voglio dire per atleti, ma insomma bisogna volare, perché è una musica allegra, coinvolgente, e ovviamente il ballo di coppia è uguale dappertutto, ma il ritmo proprio è più veloce, più scatenato, si suda ballando il liscio, ci si diverte, insomma ci si lascia andare, ci si sfoga. È anche una terapia, se vogliamo, psicologica e anche fisica, per gli acciacchi, perché ballando ci si mantiene in forma. Cioè, in pratica la mazurka è come una polka? Beh, diciamo che il nostro valzer, che è un tre quarti come la mazurka, è paragonabile a una mazurka degli altri, nel senso che il valzer per noi è molto veloce, e la mazurka quindi di conseguenza è più veloce delle altre, e la polka ancora di più, diciamo dei tre è il ballo più scatenato, più dinamico. Che canzone consiglieresti a una coppia che si sta per innamorare sulla pista? Guarda, innanzitutto devi sapere che con Casadei sono nate storie d'amore, tante persone si sono incontrate magari in un locale da ballo o in una piazza, e ci sono incontrate, sposate, hanno fatto famiglia anche con la colonna sonora dell'orchestra Casadei. Tanto è vero che tanti hanno chiesto anche a Raul se poteva partecipare al matrimonio come gran cerimoniere, ma ovviamente non arriva tanto, ecco.
e addirittura, per dirti anche di quanto è radicato e sociale la nostra musica, addirittura abbiamo accompagnato anche delle persone per il loro ultimo viaggio, che è una cosa che può sembrare brutta, ma è una cosa invece molto allegra. In America, a New Orleans, si fa normalmente. Quindi tante persone hanno lasciato nel testamento l'orchestra Casadei per il loro ultimo viaggio, ma con le richieste delle canzoni, non volevano canzoni tristi o malinconiche, volevano canzoni allegre. Quindi diciamo, per tutti gli avvenimenti io consiglio musica allegra. Noi abbiamo delle canzoni come Ciao Mare, che Simpatia, La Mazurka di Periferia, Romagna Sangiovese, tanti successi veramente allegri. Poi Romagna Mia, voglio dire, è stata cantata da tutti gli artisti in giro per il mondo, tradotta in 20-30 lingue. Io sono stato a portare la nostra musica in Australia, in Canada, in Argentina, in Brasile, addirittura in Kazakistan, nell'ex Russia. E Romagna Mia è famosa al pari di Quando nel Blu dipinto di blu o Sole Mio, insomma è una delle 4 canzoni più famose italiane, più famose al mondo, quindi questo ovviamente ci riempie di orgoglio e di gioia. Ultima domanda, la crisi ha investito anche le orchestre? Beh, per essere onesti, la crisi c'è dappertutto, quindi quando si parla di crisi dal punto di vista economico, ovviamente ci sono meno soldi, e ci sono meno soldi per le orchestre, ci sono meno soldi per la gente per venire a ballare una volta in più. Sai, inizialmente si ballava solo il sabato, poi con il grande successo si ballava dal sabato alla domenica tutta la settimana. Adesso siamo tornati un po' indietro, però noi siamo quelli dell'allegria, della positività, quindi cerchiamo di iniettare un po' di allegria e di divertimento, anche per pensare positivo, per tornare a sognare, quindi magari per tornare a quei tempi dove tutto funzionava. Noi ce lo auguriamo, e poi il liscio ha un po' di crisi anche il liscio, ma mantiene sempre la sua grinta. Partendo dal fatto che il liscio non è musica di serie B, mai pensato di andare a Sanremo o a determinate kermesse musicali? Guarda, Raul c'è stato negli anni 70 in un'edizione, diciamo, un po' non di quelle super brillanti, perché allora per dei periodi non c'è stata la televisione, era il 74 con la Canta. Noi ci stiamo provando anche quest'anno e ci proviamo sempre, perché secondo noi la nostra musica, che come dici tu non è di serie B ma nasce è nazionale e popolare, e dovrebbe avere il suo spazio anche in un festival così importante. Quindi noi ci stiamo provando, abbiamo una canzone molto bella, chissà, incrociamo le dita, e se non è quest'anno sarà un altro anno. Ti ringrazio, e appuntamento quindi? Assolutamente domani sera, sarà una bellissima festa a Riva del Garda. Noi aspettiamo tutti, la serata inizia presto perché c'è anche un altro gruppo, quindi sarà una grande festa. Noi aspettiamo tutti, ma non solo i ballerini, anche quelli che vogliono solo provare, insomma, a ballare, non solo le persone anziane, ma tutti quanti, giovani, meno giovani, ballerini, non ballerini, perché è una festa popolare per tutti quanti. Quindi vi aspettiamo e iniziamo a festeggiare così il Natale in anticipo domani sera al Pale Meeting Riva del Garda. Mirko, grazie. Grazie.